Bene, buongiorno, ben arrivati a questo incontro con l'esperto. Io do un caloroso benvenuto al nostro ospite di oggi, Giovanni Vale, che siamo felici di avere qui con noi. Giovanni Vale è giornalista, scrittore, esploratore di geografie storiche dell'Europa. Il suo progetto, le guide degli stati scomparsi, è il motivo principale per cui siamo qua. È interessante non solo per l'idea originale di questo abbinamento, che lui ci spiegherà che cos'è la guida culturale, guida storica, ma è originale anche per il modo in cui è arrivato alla realizzazione della sua idea e questo è interessante anche come percorso professionale. Giovanni Vale è friulano, posso Mhm. Sì, dirlo, sì, sì. nato a Gemona del Friuli, ha studiato scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia e Parigi, ha vissuto per diversi anni in Francia, lavorando come giornalista per varie testate. Dal 2014 si occupa dei Balcani, vive a Zagabria, copre l'Europa centrale e l'Europa del Sud per varie testate, normalmente francesi e italiane, tra cui alcune che conosciamo molto bene, come l'Osservatorio dei Balcani e Caucaso. Aveva iniziato scrivendo guide turistiche tradizionali, ma poi è passato a questa cosa particolare che ci spiegherà oggi le origini, il successo e poi il progetto come la svilupperà successivamente. Ehm, quindi sarà una lezione di storia, di geografia e di ehm, su come immaginare il proprio percorso professionale e la propria carriera, anche da questo punto di vista. Ecco perché organizziamo questi incontri. E io lascerei adesso la parola a Giovanni e dopo naturalmente ci sarà spazio per le domande e per chiedergli tutto quello che il suo racconto ci susciterà le nostre curiosità. Giovanni, benvenuto e grazie Grazie, per essere qua. grazie Narca per l'invito, per l'organizzazione e buongiorno a tutti e grazie insomma di essere venuti a questa lezione oggi. Così, fatto una versione filmata. E, beh, come ha detto la professoressa, io appunto sono corrispondente, giornalista, corrispondente estero dai Balcani. Quello di cui mi occupo principalmente è l'attualità politica dei Balcani, quindi le elezioni, le manifestazioni, gli sviluppi economici, sociali, e questo per varie testate. Il quotidiano La Croix in Francia, la radio svizzera italiana, Osservatorio Balcani e Caucaso, a volte il Piccolo di Trieste, insomma, un gruppo diverso di testate con cui collaboro ormai da una decina d'anni. Negli ultimi anni mi è capitato anche di aggiornare delle guide turistiche, appunto come dicevi tu, tradizionali, mainstream, per il Touring Club italiano, per Gallimard in Francia, guide appunto classiche, la guida della Slovenia, la guida della Croazia, la guida di Zagabria. E nel 2019, secondo me, mentre ero a Dubrovnik, è nata questa idea delle guide degli stati scomparsi. Perché? Sarà interessante anche per voi come studenti di lingue. Perché nei Balcani, come sapete, gli stati sono molto giovani, hanno appunto 25-30 anni. Però è l'azione che i vari enti turistici fanno di se stessi è spesso in conflitto con la narrazione dello Stato vicino, no? Capita soprattutto sulla costa di trovare il paesino che vanta il campanile più alto d'Europa, no? O come si dice spesso di questa parte d'Europa, che no, è una definizione che non si capisce bene dove finisca. E a me sembrava che in queste guide tradizionali, no, francesi o italiane che fossero, si andasse semplicemente a ripetere, no, queste narrazioni nazionali, no? Senza dar spazio agli antenati, diciamo, di questi stati contemporanei presenti, che hanno lasciato un'eredità molto forte nei Balcani. Allora,
Secondo me questo progetto, per come è nato, poteva nascere solo nei Balcani, perché appunto gli stati sono recenti e le influenze del passato sono chiare. Ci sono almeno tre stati sovranazionali del passato che si sono incrociati nella regione, no? L'impero austro-ungarico, la Repubblica di Venezia sulla costa e l'impero ottomano. E visto che siamo Dipartimento di Lingue, io mi ricordo uno degli esempi linguistici che mi piaceva di più e che mi è rimasto in mente è il fatto che per dire asciugamano, no, nella regione ci sono almeno tre parole, no? C'è asciugamano sulla costa, che deriva appunto dal veneziano, c'è ručnik, no, la parola slava da ruka, mano, e c'è peshkir, che è la parola, no, turca. E quindi si vedono, no, queste varie influenze che sono rimaste, no? Ci sarebbero tantissimi esempi di questo tipo da poter fare e dopo vi mostrerò nel libro sulla Repubblica di Venezia, abbiamo fatto un piccolo dizionario assieme ad un linguista, Nicola Vuletic di Zara, un piccolo dizionario di parole veneziane ancora in uso nella parlata della Dalmazia. Adesso nel libro sull'impero asburgico, che andrà in stampa a inizio maggio, abbiamo fatto la stessa cosa per Zagabria, perché nel dialetto di Zagabria ci sono molti germanismi. Avremmo potuto fare la stessa cosa per la Voivodina, insomma. E, quindi ecco, l'eredità, diciamo, di questi stati del passato è presente, dal punto di vista della lingua, dal punto di vista della gastronomia, ovviamente dell'architettura, però non è messa proprio in valore o non lo è allo stesso modo, nel senso che alcuni stati sono, per semplificare, sono ben visti, altri sono mal visti. Spoiler, l'impero ottomano è quasi sempre mal visto, nessuno vanta l'eredità ottomana, anzi in Grecia, in Serbia e in Ungheria è proprio 4-5 secoli di vuoto assoluto. Con la Repubblica di Venezia il rapporto è controverso perché spesso la si associa all'occupazione fascista che è seguita e che ovviamente non ha nulla in comune con la Repubblica di Venezia, ma segue di 150 anni o 100 anni. Però le due cose sono associate. Con l'impero asburgico vedremo anche qui il rapporto è difficile. In alcune località, come Trieste, c'è una grande nostalgia per l'impero, ma si potrebbe dire forse una cosa simile anche per Fiume, magari, no? Che si vanta o comunque della sua età dell'oro, diciamo, che era quella di Porto, di Budapest. In altre zone è piuttosto malvisto, no? Potrebbe essere la Bosnia, ad esempio, no? Che si sentì occupata, no? Che fu occupata di fatto dall'impero asburgico, ma anche magari nella narrazione serba, no? Nella narrazione serba Gavrilo Princip, che è quello che spara l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, è un eroe nazionale, anche se magari in Voivodina il rapporto con l'impero è un po' più nuancé. Ecco, allora questa è diciamo l'idea come nasce, no? 2019, io mi dico sì, ma continuando a fare queste guide, ripetendo ecco, il mantra degli stati nazionali. È un po' un peccato, non c'è spazio per questi stati del passato. Quindi ho cominciato a ragionare, io non sono uno storico, appunto, ho studiato scienze diplomatiche, scienze politiche, quindi ho cominciato a fare tante interviste sull'eredità veneziana. Mi sono detto la Repubblica di Venezia, di questi tre stati, no, di questi tre imperi, diciamo, del passato, è forse quella che conosco meglio, è quella geograficamente un po' più piccola, insomma, il boccone più facile no, da masticare per cominciare. E ho cominciato a fare interviste con storici, con esperti di lingua, con direttori di musei, eccetera. E arriviamo al marzo del 2020, io avevo già fatto diverse interviste e mi sono detto, per vedere se questo progetto piace, se è solo appunto uno sfizio mio oppure se ha un suo seguito, proviamo a fare una campagna di crowdfunding. No, abbiamo fatto un video che possiamo mostrare e su una piattaforma che si chiama Kickstarter, che forse conoscete, abbiamo lanciato il progetto, no? L'idea era se uno vuole sostenere questa idea può preordinare il libro che non esiste, ma con quei soldi lì lo realizzeremo.
La campagna è andata bene, siamo riusciti a raccogliere all'epoca più di 25.000 euro, abbiamo creato una piccola casa editrice a Zagabria e stampato il primo libro, Repubblica di Venezia, in inglese e in italiano. Vogliamo magari fare una pausa e mostrare il video? Mostriamo il video. Se dovessimo vincere un tempo di oggi e andare lì nel tempo del suo regno, il impero del passato, come una macchina del tempo. Sono Giovanni Padre, sono un giornalista e uno scrittore di viaggio e oggi lancio la prima serie di certificati stati che non esistono. Il primo libro di questa serie è sulla Repubblica di Venezia, stato millenario che comprendeva dei territori facenti parte di Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. Negli ultimi 2 anni ho intervistato centinaia di persone che raccontano delle storie bellissime che mostrano come la Repubblica di Venezia sia in un certo senso ancora viva e presente. Ci sono degli artigiani che stanno ricostruendo una vecchia nave pirata, ci sono delle specialità veneziane cucinate ancora oggi in giro per il Mediterraneo. E qual è la storia di questa fortezza? Un tempo era un'infrastruttura militare, oggi è un centro culturale con una vista molto creata sulla città e sulla Valle del Sebenico. Con l'aiuto di diversi collaboratori ho trasformato mesi di ricerca in decine di mappe, illustrazioni e infografiche. Troverete tutto questo in una guida di 250 pagine che funziona come una macchina del tempo da scambio. Vi guiderai dei posti spesso trascurati dalle guide mainstream, ma ricchi di storie incredibili. Incontrerete un sacco di persone interessanti e visiterete dei luoghi magnifici. Le guide degli stati scomparsi non seguono i confini di oggi, ma vi portano in viaggio nel tempo e nello spazio, alla ricerca di quello che ci unisce, piuttosto che di quello che ci divide. Quindi se state cercando un nuovo modo di viaggiare, sostenete la nostra campagna e aiutateci a riportare in vita gli stati scomparsi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per stampare le prime guide e copie di questa guida. Quindi prenotate il vostro libro oggi e fate in modo che il nostro passato comune sia la vostra prossima destinazione. Ecco, questo era il video che abbiamo fatto quindi nel 2020, la copertina come vedete era un'altra, poi è cambiata. Eccoci qua. Allora, quindi questo era il video che abbiamo fatto nel 2020, proprio mentre scoppiava la pandemia, tra l'altro, per cui non è stato proprio facilissimo parlare di guide di viaggio mentre no, si decidevano i primi lockdown. Però la cosa ha funzionato, volevamo stampare 1000 copie, invece ne abbiamo stampate 4000, le abbiamo portate in giro, insomma abbiamo fatto un viaggio in bicicletta da Bergamo a Venezia, fermandoci in varie città a fare le presentazioni, poi l'abbiamo presentata in Croazia, in diversi posti, a Korčula, a Dubrovnik, a Zagabria, insomma. Ha fatto un bel giro, ne sono nati dei podcast, tra l'altro, che potete trovare sul sito statiscomparsi.it. E che cosa racconta? Se vogliamo prendere prima la Repubblica di Venezia, l'idea era innanzitutto raccontare l'eredità dello Stato scomparso, quindi c'è una parte introduttiva, come nelle guide comprate di solito, no? C'è una parte, una ventina di pagine di introduzione storica che dà i riferimenti, un'introduzione necessaria perché per molte persone, soprattutto penso agli americani che hanno sostenuto il progetto su internet, questi stati non dicono nulla, no? In particolare la Repubblica di Venezia, a noi insomma è familiare, ma non lo è per tutti. Quindi c'è una parte introduttiva che racconta l'epopea, no, di questa Repubblica millenaria e poi si prosegue stato per stato. Quindi nel caso della Repubblica di Venezia gli stati erano 7, dall'Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro. E andavamo a vedere che cos'è rimasto di quello stato, quindi dal punto di vista architettonico, no? In copertina c'è ad esempio la fortezza di San Nicolò al largo di Sebenico, dal punto di vista linguistico, quindi vi dicevo, nel capitolo sulla Dalmazia c'è questo piccolo dizionario di parole ancora in uso, dal punto di vista gastronomico, quindi le ricette, anche lì è stato interessante, io vivendo in Croazia sapevo che si mangia la pastizzada, no? In Dalmazia e che in Veneto, a Verona, si chiama pastistada. Non sapevo che a Corfù esiste il pastizzado, no? È più o meno la stessa ricetta, cambia invece che qui in Veneto è la polenta, in Croazia sono i gnocchi, in Grecia a Corfù sono delle tagliatelle, no?
Però, insomma, la ricetta è più o meno la stessa. Ovviamente quello che è interessante è che ognuno pensa che la ricetta sia propria. L'obiettivo della guida non è mettere l'etichetta su dove è nata, perché è impossibile, ma è far vedere che c'è questo, no, humus comune, questo filo conduttore che unisce stati oggi molto lontani, perché uno direbbe, ma perché Corfù, Verona, e Zara, no? Appunto, se uno pensa a una repubblica marinara, quelli sono punti in cui ci si può fermare facilmente, no, con le barche a vela, perché invece la costa, lo vedete qua, no? La costa, vabbè, questa è la mappa dell'impero asburgico, ma avete presente la mappa della Repubblica di Venezia? Coinvolgeva tutta la costa dalmata, non la costa orientale italiana. Perché? Perché è bassa e sabbiosa e con le navi a vela, con le barche a vela, è difficile trovare ripari in quella costa lì. Non si navigava, o raramente si navigava lungo questa costa qua. Invece lungo la costa dalmata, che è piena di no, porti naturali, anfratti, scogli, lì uno è più sicuro. Quindi ecco, questa eredità no, gastronomica, linguistica, architettonica, artistica e anche delle tradizioni, no? Penso al carnevale che esiste anche a Corfù, ma l'aspetto per me forse ancora più interessante è l'uso che ne fanno oggi di questa eredità le persone che vivono in quei luoghi, che è una domanda molto politica, e per me, appunto, avendo studiato scienze politiche, è molto interessante. Cioè, noi abbiamo un'eredità comune, e prendiamo l'impero asburgico adesso per cambiare. Vedete, questi stati hanno in comune spesso lunghi secoli di coesistenza all'interno di uno Stato che nel caso dell'impero asburgico è ancora più compatto della Repubblica di Venezia, perché qui parliamo di, in particolare dall'Ottocento in poi, no? Quindi l'Austria-Ungheria dalla seconda metà dell'Ottocento, parliamo di uno Stato con istituzioni comuni, con parlamenti, con rappresentanza. La Repubblica di Venezia, mi ricordo durante le interviste, c'è chi diceva sì, però chiamarlo Stato dipende dal periodo, no? Erano accordi tra Venezia e altre città, senso di nazione non c'era. Qui siamo proprio in uno Stato. E quindi cosa ne fanno? Cosa se ne fanno oggi gli abitanti di questi paesi qua di quell'eredità lì? E come vi anticipavo prima, appunto, in alcune località c'è nostalgia, in altre c'è astio, in altre c'è indifferenza. Eh, il caso forse più noto è l'Ungheria, no? L'Ungheria, fino alla Prima Guerra Mondiale, era uno stato molto più grande, no? La grande Ungheria. Vedete il confine tratteggiato che divide lo Stato in due, no? È la parte ungherese e la parte austriaca, no? Dell'Austria-Ungheria. La Bosnia era una cosa a parte, per cui è tratteggiata per conto suo. Nel libro si spiega la Bosnia prima occupata, poi annessa. Comunque, vedete, l'Ungheria era molto grande. Con il Trattato di Trianon, che è diventato un dramma nazionale in Ungheria, l'Ungheria diventa quello Stato più piccolo, no? Da circa 10 milioni di abitanti. Il Trattato di Trianon di 100 anni fa, la perdita di questi grandi territori è una questione politica molto attuale in Ungheria. Davanti al Parlamento, lo raccontiamo nel nuovo libro, c'è un monumento, una sorta di rampa che scende verso una cripta in cui nel granito sono iscritti, sono scalpiti i nomi in ungherese delle 12.000 località che facevano parte dell'Ungheria, della grande Ungheria, diciamo, fino al 1918. Appunto, nomi come Zagabria, no? Come Fiume, scritti in ungherese. Lasciando intendere, ovviamente questo è legato alla politica di Orban, no? Al nazionalismo ungherese, lasciando intendere che la grande Ungheria, fino alla Prima Guerra Mondiale, fosse un paese a maggioranza ungherese e che in queste località la popolazione fosse magiara. No, non è vero. Non è vero, erano minoranza in moltissime di queste località. Adesso vi posso mostrare, boh, se volete magari ne parliamo dopo dei dati, dovrei andarli a cercare nel capitolo sull'Ungheria. Però ecco, l'uso politico che se ne fa dell'impero asburgico, o ancora meglio del Regno d'Ungheria, in Ungheria, è molto forte. Interessante anche notare che l'Ungheria non racconta l'impero asburgico,
cioè non racconta tanto Vienna, non racconta tanto Francesco Giuseppe, ma racconta più il Regno d'Ungheria, considerando la storia del Regno d'Ungheria come se fosse stata separata dal resto dell'impero. Ci spostiamo altrove, non lo so, in Ucraina, ad esempio, vedete che una parte dell'Ucraina ha fatto parte dell'impero asburgico, era la cosiddetta Galizia, o la città di Leopoli. Qui l'appartenenza all'impero asburgico assume un significato molto interessante oggi, nel momento in cui l'Ucraina è invasa dalla Russia. Perché? Perché l'aver fatto parte dell'impero asburgico è la dimostrazione per gli ucraini dell'appartenenza europea del paese, dell'ancoraggio europeo. Ehm, Ci spostiamo in Serbia, ecco, la Serbia, ho citato prima l'attentato di Sarajevo del 1914, no? Appunto, Gavrilo Princip fu un serbo a sparare. Nella narrazione appunto, nazionale, così mainstream, se vogliamo, serba, l'impero asburgico occupa la Bosnia-Herzegovina, la colonizza, no? Si parla di colonialismo, e occupa anche la Serbia. Quindi non c'è un ricordo positivo dell'impero asburgico. Penso nella narrazione nazionale. Diciamo, la narrazione nazionale serba, non dico che l'impero ottomano e l'impero asburgico sono messi sullo stesso piano, ma si tratta comunque di forze straniere, no? Gli ottomani sono visti peggio, però anche gli imperiali. Andando in giro però per la Voivodina, che è questa regione settentrionale della Serbia, dove si trova Novi Sad, dove si trova Subotica, ecco, lì l'eredità asburgica è molto evidente. Dal punto di vista etnico, ad esempio, è una regione molto, molto diversa, ci sono minoranze croate, ungheresi, c'erano in tutta questa regione, Romania, Serbia, anche lungo il Danubio, anche in Croazia, c'erano molte minoranze tedesche che con la seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale sono state espulse, no? Gli svevi del Danubio. Ecco, quindi questo c'è ancora. Ovviamente la gastronomia, possiamo magari scendere nel libro. Ah beh, vabbè, non ne ho parlato, ma gli Asburgo erano svizzeri. Questa è una delle cose che io non sapevo. Gli Asburgo erano svizzeri, vengono cacciati dalla Svizzera, poi si spostano a Vienna. E il castello che avevano in Cantone Argovia non l'hanno mai recuperato. Quindi rimaneva di questo castello originario della famiglia solo un dipinto a Schönbrunn, a Vienna, e la loro nostalgia verso un castello perso. Allora, questo è il libro, come vedete le immagini non sono ancora state acquistate, per cui c'è il watermark di Shutterstock e degli altri. Scendo velocemente, vabbè, mi faccio una pausa visto che ho visto la torre civica di Fiume. Fiume è un altro bel esempio. Un paio di anni fa, 2017, adesso dovrei tornare, è stata rimessa sul tetto, no, sulla cupola della torre civica di Fiume l'aquila bicipite, simbolo ovviamente, no, imperiale, e che mostra oserei dire forse anche l'affetto che la città ha per il passato lì, perché un po' come Trieste, all'epoca dell'Austria-Ungheria, Fiume era una città cosmopolita, era un porto importante, come Trieste era il porto di Vienna, così Fiume era il porto di Budapest. E visto che siamo in Croazia, è interessante notare che l'eredità asburgica, forse per me più interessante in Croazia, è la rete ferroviaria. La Croazia, torno alla mappa, era divisa tra la Cisleitania e la Transleitania, cioè la parte austriaca e la parte ungherese dell'impero. Se vedete la parte tratteggiata, non so se si vede il cursore, si vede, vedete che qui questa è la parte di competenza ungherese, no? Quindi Zagabria, la Slavonia, la parte continentale, eccetera. Invece l'Istria e la Dalmazia erano austriache, diciamo. Cosa succede? Che la rete ferroviaria, voi avete una linea che va da Pola a Lubiana e poi a Vienna. Un'altra linea che va da Fiume a Zagabria e poi a Budapest. Queste due linee non si incrociano in Istria. No, voi non potete fare Zagabria-Pola in treno. Potete farlo se da Fiume prendete un'altra linea che sale verso la Slovenia
e che poi collegava Trieste e Fiume, ma il cambio, e poi da lì ritrovate la linea che scende verso Pola, ma il cambio dovete farlo in Slovenia, no? Quindi è proprio un'eredità imperiale chiarissima e molto, come dire, dal punto di vista giornalistico, molto croccante, molto interessante. Cioè, appunto, in uno stato contemporaneo alla Croazia, la rete ferroviaria è proprio l'eredità dell'epoca. E spesso, non dico i treni, ma la velocità dei treni anche, perché io faccio dei reportage sui fiumi dei Balcani per Osservatorio Balcani e una volta stavo scrivendo della Kupa, che è questo fiume che separa la Slovenia e la Croazia, e mi ero detto invece che andare in macchina, prendo il treno, vado, la sorgente della Kupa non è lontana da Fiume, tra Fiume e Karlovac, insomma per farla breve, per fare Zagabria Fiume in treno sono 150 km, ci vogliono 4 ore e mezza di treno. Alla fine ho lasciato stare. Cosa vi stavo dicendo? L'Ungheria. No, non eravamo sull'Ungheria, dove eravamo arrivati? Su Fiume. Sul fiume. Beh, visto che ho visto questo, ve lo faccio vedere adesso. Un'altra eredità che unisce tutto l'impero è lo spritz. No? Lo spritz nel senso non l'Aperol, il Cinare, eccetera, che nascono dopo, ma l'abitudine di mescolare la soda o l'acqua gasata con il vino è una cosa, diciamo, che prende piede nell'Ottocento, perché è proprio nella seconda metà dell'Ottocento che si comincia a imbottigliare l'acqua gasata. Da noi si chiama spritz, la parola è un germanismo, lo spritzer. In Croazia è il gemischt, in Slovenia è lo spritzer, se non sbaglio, spritzer. In ungherese è il fröx, e gli ungheresi sono quelli che prendono molto più sul serio di tutti questa scienza dello spritz, per cui abbiamo messo qui un'illustrazione che mostra le varie, queste sono solo 8 possibili combinazioni a seconda di quanto è grande lo spritz, di quanto vino si mette, di quanta soda si mette, quindi si va dal bicchiere da 0,2 al bicchiere da litro, ed è interessante, se voi guardate i bicchieri da litro, adesso non so se riesco a leggere, sì, qua sotto, c'è una versione che ha 9 decilitri di vino e uno solo di acqua, quindi praticamente una bottiglia e un terzo di vino bianco e un bicchiere d'acqua, che si chiama Crudifreux da Gyula Crudi, che era uno scrittore di fine Ottocento famoso per bere molto. L'altra variante, che invece è 9 decilitri di acqua e appena un bicchiere di bianco, è il Schöcherfreux, che ha origine da una parola Yiddish che significa taccagno, tirchio, no? Quindi se voi volete spendere poco, e anche qui sul capitolo sull'Ungheria abbiamo messo, non è questa, c'è un'altra intervista se non sbaglio, insomma un approfondimento sull'eredità ebraica anche, che si ritrova un po' in tutto l'impero. Perché lì, ovviamente, con la seconda guerra mondiale scompare tutto un mondo, no? Lo troviamo in Galizia, no? Nella parte ucraina con Joseph Roth, ma anche in Ungheria ci sono, anche a Zagabria, ad esempio. Mi viene in mente che a Leopoli il luogo in cui si trovavano le sinagoghe è adesso una spianata che si chiama lo Spazio delle Sinagoghe, ed è vuoto, ma a Zagabria il luogo dove si trova la grande sinagoga è un parcheggio e c'è solo una piccola targa che lo menziona. Sono purtroppo tantissime le sinagoghe che sono distrutte. Mi ritrovavo a scrivere questi articoli, questi paragrafi, e ogni volta la sinagoga fu distrutta nella seconda guerra mondiale. Quindi questa è un'altra eredità imperiale. Dal punto di vista gastronomico, visto che sono arrivato su questa pagina qua, è interessante il fatto che gran parte della dieta che noi consideriamo oggi mitteleuropea nasce in quel periodo di importazione americana, no? La paprika, le patate, la polenta, che oggi sono proprio no, la quintessenza, diciamo, della gastronomia imperiale, in realtà arrivano appunto dopo la scoperta dell'America, qualche secolo dopo, anche, e
e inizialmente non sono neanche ben viste. È il caso delle patate, se non sbaglio lo menzioniamo qua. Esatto, nel 1802 le autorità austriache ordinarono agli abitanti della frontiera militare, magari poi spieghiamo cos'è la frontiera militare, c'era l'obbligo insomma di piantare le patate e chi non lo faceva erano 40 frustate. Quindi ecco, inizialmente c'era un po' di opposizione, diciamo, alle patate che invece adesso, insomma, con la Wiener Schnitzel sono un po' un must, diciamo. Per la Boemia, no, volevo passare agli altri dolci. Boh, come vedete il capitolo sull'Italia deve ancora essere impaginato. Ah, beh, sì, il Tokai, ovviamente. Il Tokai. Questa ad esempio è la pagina sulla Wiener Schnitzel, le raccontavo alla professoressa un attimo fa. Anche qui è interessante, metteremo un testo vicino a questa illustrazione perché l'illustrazione è un po' provocatoria. Questi sono i tipi di Wiener Schnitzel, ma abbiamo messo anche il tonkatsu, che è il pollo impanato giapponese. Perché? Perché l'impanatura, la pratica dell'impanare la carne, non è un'esclusiva asburgico imperiale. Buongiorno. E non volevamo dare l'impressione che lo fosse, no? Volevamo far capire che la cosa esce anche dai confini dell'impero. C'è una rivalità tra la Wiener Schnitzel e la cotoletta alla milanese, quale sia nata prima, in cui si inserisce anche il cordon bleu. Anche qui difficile mettere, no, dare la patente, diciamo, di chi ha iniziato per primo. Quello che è interessante per me è vedere che questo tipo di ricetta lo si trova attraverso l'impero in modi diversi, no? Ad esempio, il Zagrebački odrezak è una sorta di cordon bleu arrotolato, lo si fa allo stesso modo a Belgrado, no? La Karagiorgio. Eh, ok, l'altro che abbiamo messo invece è la Kremschnitta, che è questo millefoglie. Ah, qui il dizionario, questo forse volevo mostrare prima. La Kremschnitta, non mi ricordo in che capitolo l'abbiamo messa. Beh, c'è una bella illustrazione con i vari tipi di millefoglie. Però vabbè, vabbè, Ivo Andrić, il senso, insomma, è che come per la Repubblica di Venezia c'è un'eredità ancora presente e che appunto è che spesso non è raccontata, non gli si rende insomma giustizia. La domanda di fondo per la Repubblica di Venezia, la domanda di fondo era che cosa è stato lo Stato d'Amaro. Voi avete, forse sapete, insomma, che la Repubblica di Venezia era divisa in Stato da terra e Stato da mare. Lo Stato da mare comprendeva tutti quei territori, sono di nuovo la mappa, oltremare, insomma, no? Quindi a partire dall'Istria. L'Istria a volte era considerata l'uno e l'altro, a seconda dei periodi, ma Dalmazia, lo Ionio, la Grecia, eccetera. E lì la domanda era che cosa è stato lo Stato da mare? È stato colonialismo ante litteram o è stato un Commonwealth? E gli storici si dividono. C'è chi dice, mi ricordo questo storico israeliano, specialista soprattutto di Cipro, che dice per lui fu colonialismo. Perché? Perché i veneziani arrivarono a Cipro con gli interpreti, non parlavano la lingua locale, gli amministratori veneziani erano pochi, un approccio che secondo lui i britannici, quando arrivarono a Cipro dopo, studiarono, sulla base di quello costruirono l'impero britannico. Altri dicono no, e fanno l'esempio magari della Dalmazia, dove le comunità locali spesso facevano appello a Venezia per risolvere i problemi con i nobili del luogo. È il caso di Corciulo, ci sono delle belle pagine di corciulani arrabbiati che vanno a Venezia per chiedere al Doge di intervenire. Questo era il dibattito di fondo su Venezia, che ovviamente poi ha lasciato dei retaggi successivi, come dicevo, l'occupazione fascista della Dalmazia, no? Quindi si dice già i veneziani ci hanno colonizzato, adesso arrivano i fascisti. Per l'impero la domanda di fondo è, l'impero asburgico è stato una presa dei popoli, come hanno detto i movimenti nazionalisti subito dopo il 18, o è stata una sorta di Unione Europea ante litteram in cui parlavano tante lingue, c'erano
delle istituzioni comuni, le decisioni venivano prese con un'arte del compromesso, no, molto lenta. E anche qui il dibattito è interessante. La storiografia più recente pende, diciamo, per questa seconda opzione, senza fare il parallelismo con l'Unione Europea, che sarebbe un po' tirato, però non parla di un impero che doveva inevitabilmente morire perché multietnico e multiconfessionale, multilinguistico. Ma l'impero crolla a causa della Prima Guerra Mondiale. Noi non siamo andati così in profondità perché sulla Prima Guerra Mondiale ci si potrebbe scrivere, ovviamente si è scritto tantissimo, però è proprio il dramma della Prima Guerra Mondiale, la dittatura militare che viene imposta a Vienna, cioè che nasce a Vienna, ovviamente la morte di Francesco Giuseppe nel 16, e poi le difficoltà del fronte interno, le carestie che colpiscono Vienna, a far sì che la credibilità dell'impero, la sua legittimità viene. A quel punto uno dice sì, ma l'impero non riesce neanche a provvedere più, no, ai bisogni di base della popolazione, e quindi la risposta nazionale in ogni paese diventa più appetibile. Ma fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale erano solo pochi nazionalisti ungheresi e italiani a parlare di secessione dall'impero. Gli altri parlavano di riforma, penso ai nazionalisti slavi, ad esempio croati, che volevano una riforma in senso triplice dell'impero, no? Abbiamo l'Austria-Ungheria, così anche i cechi. L'elemento slavo deve avere la sua, no, la sua maggiore autonomia. Eh, quindi ecco, questo è il dibattito di fondo, interessante anche mi viene in mente il capitolo, visto che abbiamo detto nazionalismo italiano e magiaro, nel capitolo sul Trentino. Il Trentino ovviamente viene annesso all'Italia con l'Alto Adige, con la Prima Guerra Mondiale, e la narrazione che è stata fatta in Italia, soprattutto durante il fascismo, è quella per cui i trentini volevano staccarsi dall'impero e quando scoppia la guerra rifiutano di prendere le armi, no, nelle truppe imperiali, ma come Cesare Battisti scappano in Italia e combatteranno, no, con il Regno d'Italia. Per questo capitolo ho fatto un'intervista con Frizera, che è il direttore del Museo Italiano della Grande Guerra a Rovereto. È interessante che gli italiani che rifiutarono di combattere per l'impero e scapparono in Italia erano 700, se non sbaglio. Quelli che invece chiamati alle armi risposero presente o comunque accettarono, tipo 20.000. No? Quindi è aneddotica, diciamo, quella storia che ci viene raccontata. Vabbè, allo stesso modo in altre regioni si trova qualcosa di simile. Sempre sul Trentino noi abbiamo fatto un bel podcast che potete ascoltare perché è in italiano, che si chiama Zent e che racconta, in questo caso, il fatto che durante la Prima Guerra Mondiale in Trentino si ritrovano molti prigionieri di guerra russi, serbi e civili militarizzati, lavoratori militarizzati da tutto l'impero, che costruiscono molti sentieri, molte ferrovie che sono ancora presenti in Trentino e che portano quei nomi lì. Quindi noi siamo andati in giro per il Trentino a raccontare il sentiero dei serbi, la strada dei russi. La toponomastica ancora racconta quello che fu un grande stravolgimento, no, della Prima Guerra Mondiale. Che cos'altro vi posso raccontare? Beh, mi viene in mente, abbiamo parlato delle ferrovie di cui non abbiamo una mappa ironica, che se non sbaglio non è ancora stata completata. Che è questa qua. Qui adesso sarà aggiunto un ragno che tesse una tela, perché ovviamente le ferrovie asburgiche non arrivavano fino all'Albania, ma è per mostrare la capillarità delle ferrovie, perché volevamo fare una mappa, come dire, reale delle ferrovie, ma è risultato impossibile. Erano talmente capillari che non si sarebbe visto niente.
E questo anche sfata un mito che si ha spesso sull'impero asburgico, ovvero quello di un impero arretrato che non ha saputo cogliere la rivoluzione industriale, più povero. E qui c'è una bella intervista nella parte introduttiva con Peter Judson, che è l'autore di questo Impero Asburgico, una nuova storia, è uscito in italiano, per Keller, e che insomma sfata questo mito, nel senso che l'impero asburgico fu tra i primi a investire nelle ferrovie in Europa. C'erano aree molto sviluppate come la Boemia, con delle isole insomma, di industrializzazione, così come in Italia c'erano isole di industrializzazione, in Francia, in un mare di agricoltura, dice lui. E le ferrovie, insomma, sono una testimonianza di quello sforzo industriale. Un'altra eredità curiosa è il passaggio delle frontiere all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Mi è venuto in mente guardando la mappa. Se voi guardate la linea tratteggiata qua che divide l'Austria-Ungheria nel mezzo, no, del attuale territorio austriaco, è perché il Burgenland, questa regione che si trova a destra della linea, scelse di passare all'Austria con un referendum subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E ci sono tanti casi di spostamenti, anche Maribor in Slovenia, no, diventa slovena all'indomani, no, della Prima Guerra Mondiale. Ci sono... come? Koruška. Sì, sì, la Carinzia slovena, esatto. Ci sono molte situazioni di questo tipo. E vediamo, ma per concludere magari io direi questo. Una cosa che è emersa facendo una chiacchierata con Tamara Scher, che è una storica di Vienna. Lei mi diceva, Vienna ovviamente, no, la capitale, una delle due in realtà dovremmo dire, perché l'impero era diviso tra impero con capitale Vienna e Regno d'Ungheria con capitale Budapest. E anche Budapest, adesso magari non abbiamo tempo, ma Budapest è anch'essa una città che nasce praticamente. Buda e Pest si uniscono nel 1873 e la città con la prima metropolitana dell'Europa continentale esplode proprio in quel periodo. Ma Vienna 1900 è mitica, no? A Vienna inizio Novecento c'è Freud, no? Insomma, c'è la secessione, c'è insomma, un numero veramente lunghissimo di intellettuali e artisti. E lei mi diceva, sì, Vienna oggi, l'ufficio turistico, le autorità politiche di Vienna vendono la Vienna 1900, no? Vendono i palazzi del potere, Schönbrunn, Hofburg, le residenze della nobiltà. Quello che però raccontano è la popolazione che ha creato l'impero. Vienna era una città cosmopolita con grandi minoranze ungheresi, ebraiche, tirolesi, triestine. No, lei mi dice c'erano i triestini e i tirolesi o i trentini che vendevano il gelato. C'erano gli ungheresi che venivano al mercato, c'erano gli architetti italiani, ungheresi, cechi che hanno firmato i monumenti o gli edifici, per cui lei dice se voi andate in giro per Vienna e guardate le targhe, no, dell'anno di realizzazione di chi ha firmato quell'edificio, vedete cognomi che non sono tedeschi. Se guardate un indirizzario, no, dell'epoca, anche lì emergono questi cognomi. E la stessa cosa, tra l'altro, a Budapest. C'è una bella intervista anche nel capitolo su Budapest, su come questo storico ungherese mi dice: se tu hai un cognome tipicamente ungherese, probabilmente la tua famiglia non è di Budapest, sei venuto da fuori. Un cognome tipicamente ungherese è slovacco, è tedesco, è ebraico. Quindi ecco, parlando con lei, ho detto, è proprio la stessa cosa di Venezia. Nel fare il libro su Venezia, quello che è emerso è che a cavallo tra 400 e 500, quando Venezia vive la sua età dell'oro, Venezia è una città multietnica, è la capitale della stampa in Europa e si può stampare di tutto, la prima Bibbia in ebraico, il primo Corano in arabo, eccetera. Perché? Perché ci sono le maestranze che quelle lingue le conoscono. I veneziani mettono i capitali, ma chi compone, no, le pagine dei libri sono appunto persone che parlano altre lingue. A Castello, nel sestiere di Castello, i dalmati,
croati di oggi rappresentavano più del 20% della popolazione in quel periodo. Erano loro che assemblavano le navi nell'arsenale. Quindi ecco, non abbiamo ancora finito il libro, dobbiamo ancora stamparlo, ma secondo me la parte più interessante su cui ci sarà così un po' da digerire, da leggere, da analizzare, sarà il rapporto tra il multiculturalismo, il fatto di essere una capitale, una società cosmopolita e la crescita economica, la crescita culturale, no? Perché il parallelismo è davvero flagrante in questi due casi, Budapest, Vienna e Venezia. Ecco, mi fermo qui, però se ci sono Beh, insomma, domande, sì, sono a disposizione. certo, posso fare giusto io una per iniziare, dopo lascio parola a voi. Abbiamo capito che avete fatto 2/3 e che è in programma, L'ottomano. l'impero ottomano. Sì. Eh, ci aiuterà a capire cos'è questa eredità, che cos'è il balcanismo, perché mi ha incuriosito quando hai detto che un progetto del genere poteva nascere solo nei Balcani. Ho pensato naturalmente a Maria Todorova, di cui noi spesso parliamo in classe, il suo concetto di balcanizzazione, del balcanismo e di questi stereotipi, dell'eredità, e lei parla proprio di questa historic legacy che è dell'impero ottomano, che si eredita e che segna un po' i confini dei Balcani. Ma quali sono i confini dei Balcani? Dove iniziano i Balcani? Questa era una domanda che si fanno i triestini ogni mattina quando si svegliano. I vienesi dicono no, Io sì. dopo l'ultimo ring. Eh, I zagabresi hanno detto parte dalla terrazza dell'albergo Esplanade in giù fino all'albergo Esplanade, che in centro città non ci sono i Balcani, quindi ci aiuterà a capire meglio il concetto dei Balcani, questa nuova guida. Beh, allora lo spero. Innanzitutto l'impero ottomano, abbiamo appena finito questo, la domanda mi fa già paura, ma sì, sicuramente chiuderà una trilogia, secondo me. E secondo me sì, aiuterà a capire il concetto di Balcani o comunque magari ad avere un'immagine più rotonda, più completa, no, di quest'area, ma anche a capire, secondo me, l'influenza musulmana in Europa che è qualcosa di rigettato, mi sento di dire in questo momento. Cioè, quando noi pensiamo all'Europa, se uno dice l'Europa ha le sue radici cristiane, ci sembra evidente, no? Sì, magari sappiamo che proviene, no, che è una concezione magari conservatrice, di destra, potremmo dire, però nessuno la mette in discussione, la radice cristiana dell'Europa, insomma. In realtà, insomma, c'è una parte d'Europa che non è piccola, che ha un'eredità musulmana forte e che è molto interessante. Cioè, se noi guardiamo i musulmani di Bosnia, è un modo di vivere la fede così, come dire, aperto, così tollerante. Ero qualche settimana fa a Prijedor, quindi nel nord della Bosnia, per un reportage sulla crisi in Repubblica Srpska, sapete l'entità a maggioranza serba che vuole fare secessione da anni. E parlavo con un bosniaco, un musulmano bosniaco, che va alla moschea, beve alcol e per lui è completamente naturale, no? E questa parte, questo modo di vivere l'Islam faceva parte, ancora parte dell'Europa, ma è qualcosa che, non lo so, non abbiamo mai voluto abbracciare. Quindi ecco, andando a investigare un po' nell'eredità ottomana, che sono in alcuni casi 4, 5, 6 secoli di amministrazione ottomana, secondo me scopriremo come ci si è comportati, come ci si è relazionati con quella religione. Come ci si relaziona E e anche quali oggi. trasformazioni Esatto. questa religione subisce oggi. E invece un altro stato scomparso, la La Jugoslavia. Jugoslavia, sì. Allora, la Jugoslavia inizialmente doveva essere il primo, no? Perché? Perché la Jugoslavia nei Balcani è proprio l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Eh, io sono arrivato in Croazia nei Balcani nel 2014
e fin dalle prime interviste mi ha stupito il modo in cui, con tutta naturalezza, uno ti può dire sì, u bivšoj državi, no, nello stato precedente, nel vecchio stato, senza menzionarlo, no? Sì, nel vecchio stato io avevo questo lavoro qua, oppure nel vecchio stato io vivevo di là, no? Il vecchio stato. No, soprattutto magari ci sono stati, anche qui, come in questi casi, ci sono stati che considerano l'eredità jugoslava più problematica di altri, no? Forse su una scala da, non lo so, dall'astio alla nostalgia, la Bosnia è più verso la nostalgia, la Croazia è più verso l'astio, no? Così per semplificare. Quindi in Croazia è raro trovare qualcuno che spenda delle parole positive sulla Jugoslavia. Deve essere probabilmente un militante antifascista, no? In Bosnia invece è più presente. Allora, la Jugoslavia volevamo farla per prima e poi ci siamo detti meglio di no, perché volevamo evitare di avere l'etichetta di Jugo nostalgici fin dall'inizio. Cosa che io non l'ho detto, ma ovviamente non c'è nostalgia in questi libri, nel senso che non c'è nostalgia per la Repubblica di Venezia, non c'è nostalgia per l'impero asburgico. Nel senso di ricostruirli. Ma sì, Proprio volevo arrivare alla domanda della nostalgia, sì, perché ci sono, parlate di vari tipi di nostalgia in sì. questo libro, non evitate l'argomento No, e quindi lo affrontate, dite, ci sono i nostalgici, certo. politici, ideologici che anche creano qualche volta delle tradizioni inventate, anche questo è un concetto molto interessante. Sì. Per esempio, non sapevo, e l'ho saputo da questo libro, che non tutti i leoni alati sono stati fatti sulle facciate sono stati fatti durante la Repubblica di Venezia, moltissimi sono stati aggiunti dopo. È il caso di Rovereto, ad esempio, che ne ha 7 in centro città e il più recente del 1950. Perché? Perché Rovereto ha fatto parte dell'impero asburgico per 5 secoli e quando la città è annessa all'Italia con la Prima Guerra Mondiale, bisogna aggiungere italianità. Come farlo? Aggiungendo venezianità. Cioè è la stessa cosa che si fa in Dalmazia quando si distrugge il leone alato a cavallo tra le due guerre dopo il 45 per distruggere italianità, no? Cioè distruggere qualcosa che si associa con l'Italia. A Rovereto si fa il contrario. Ma anche a Gorizia. A Gorizia sì, il leone che c'è sul castello, però quello è originale, però era stato... Esatto, adesso dovrei ritrovare la pagina, ma se non sbaglio, Gorizia è stata veneziana per tipo 10 anni, no? So che il leone è originale, fu ritrovato e messo in bella vista sul castello, però la storia di Gorizia è una storia asburgica, ovviamente, non veneziana. Quando hai parlato di nostalgia che viene riutilizzata, ricreata, mi è venuto in mente l'aspetto forse più buffo nella Repubblica di Venezia è il fatto che c'è un doge che è intervistato nel libro, l'attuale doge di Venezia, è un matto, matto come un cavallo, che ecco, il 121esimo doge, questo è allora interessante, è eletto da un maggior consiglio di suoi simpatizzanti che sono entrati a Palazzo Ducale pagando il biglietto d'ingresso e hanno fatto una sorta di seduta per eleggerlo finché i dipendenti di Palazzo Ducale hanno scoperto cosa sta succedendo, hanno chiamato la polizia, però loro sono riusciti a eleggerlo prima e quindi e lui sì, come succede ovviamente si trovano spesso questi appassionati di storia che si pigliano, lui dice sì, quando la Repubblica di Venezia costretta da Napoleone vota, no, l'abdicazione del Doge, eccetera, non c'era il quorum. Quindi quella decisione non vale, la Repubblica esiste ancora. E quindi lui mi dice come, non so chi era all'epoca l'elezione di Biden, lui ha mandato una lettera per reinstaurare i rapporti, insomma. Sì. Boh, sì, è un matto, nel senso che poi aveva mandato delle lettere anche ad Assad, quindi insomma. Però ecco, i libri non sono nostalgici nel senso che ci insegnano anche ad apprezzare quello che abbiamo, nel senso che questi stati del passato non erano democratici. Nella Repubblica di Venezia, ma probabilmente anche nell'impero asburgico, noi non nobili non avremmo fatto una bella vita, no? Per cui
è interessante anche fare questo viaggio anche per sfatare certi miti, no? Penso alla Repubblica di Venezia e ai tanti veneti che sono molto orgogliosi della storia di Venezia. Vero, giusto, però era un'oligarchia, no? Quelli che avevano i palazzi sul Canal Grande non erano i cittadini comuni. E allo stesso modo la storia dell'impero asburgico è una storia anche di grandi sofferenze, di grandi povertà, no? E appunto gli ebrei erranti della Galizia è una vita di fango e miseria, che poi sia poetica oggi a rileggerla, va bene, però a viverla forse non così tanto. La Galizia, che tra l'altro a inizio Novecento è il quinto esploratore, esportatore, produttore mondiale di petrolio, altra storia che io non conoscevo, ma la storia di quei pozzi petroliferi è proprio da Far West, cioè si scavava, la gente lavorava dentro, ogni tanto uno esplodeva con tutti dentro. Quindi ecco, anche questo secondo me ci aiuta a vedere anche il progresso delle istituzioni politiche, della rappresentanza, dei diritti, progresso che purtroppo, come vediamo, non è unidirezionale, si può anche tornare indietro molto velocemente. Quindi ecco, ci fa anche apprezzare il... Quando hai menzionato la povertà, la sofferenza dei sudditi della Repubblica di Sì, Venezia in Dalmazia, sudditi dalmati, mi è venuto in mente la Gundulic, Ivan Gundulic e la sua pastorale Dubravka del 1600 e qualcosa, in cui lui dice: Noi qui nella Repubblica di Ragusa, da noi gli uccelli cantano, pensa ai poeti che scrivono poesie petrarchesche. E invece laddove regna la Repubblica di Venezia c'è fame, povertà e quindi fa questo contrasto, in verità si oppone a quello che si era creato nel 1500, il mito di Venezia come stato perfetto, stato ideale. E dice: Noi siamo meglio, noi Repubblica di Ragusa. In questo libro sulla Repubblica di Venezia c'è il capitolo su Ragusa sì, che non fa parte della Repubblica di Venezia, ma ha un rapporto di rivalità. esatto. Quindi come ci puoi raccontare un po' Come no? come non potevate non inserirla, anche se non faceva parte dello Stato da Marte? Allora, l'aneddoto è che oltre al fatto che l'idea degli stati scomparsi è nata quando io ero a Dubrovnik facendo questa guida per i francesi, ma l'idea di mettere un capitolo sulla Ragusa dentro la Repubblica di Venezia è nata da una conversazione a Dubrovnik con una coppia di amici. Lei lavora nel turismo, turismo, come si dice, di aziende, insomma, congressuale. E lui non mi ricordo di cosa si occupa, ma insomma, menziono il lavoro di lei perché lei lavora insomma con la narrazione, diciamo, che si fa di Dubrovnik. E mi ricordo che io dicevo loro, questa idea era una guida degli stati scomparsi, la Repubblica di Venezia. Lei mi fa, come no, Dubrovnik ha fatto parte per secoli della Repubblica di Venezia. E lui si inalbera, dice, come no, noi, quando? No?" Ecco, e quindi poi è nata una lite. Ma un 80 anni ha fatto Esatto, parte, è no? vero? Quindi avevano, 80, sì, 100 anni. avevano ragione entrambi, nel senso che Sì. Ragusa ha fatto parte della Repubblica di Venezia per un periodo ed è in quel periodo che nascono gli statuti della città, quindi il modello di amministrazione di Ragusa è modellato su quello veneziano. È anche vero che la parte principale, più importante della storia di Ragusa è quella di una repubblica indipendente e rivale di Venezia. Allora, l'ho messo per questo, ma anche perché aiuta a spiegare, la storia di Ragusa aiuta a spiegare i confini nei Balcani, ovvero Neum, perché la Bosnia-Herzegovina ha un solo accesso al mare qui, a Neum. Non so se vi è mai capitato di andarci, ma se voi seguite la costa dalmata in macchina tra Spalato e Dubrovnik, a un certo punto bisogna attraversare uno stretto territorio bosniaco di 20 km, che d'estate creano pochi problemi con no, le code e i confini, perché adesso che la Croazia è in Schengen bisogna uscire da Schengen, rientrare in Schengen. C'è il ponte adesso. Adesso c'è il ponte, esatto. E per ovviare a questa cosa, la Croazia ha costruito un ponte che è stato finanziato dall'Unione Europea, costruito dai cinesi, insomma, anche lì un grande, grande dibattito. E perché? Perché appunto la parte, vediamo se riesco
Fumare. Zoom. Non lo vedo. Ah, qui. Vabbè che questa non è una vera mappa, ma insomma, sì, non si vede. Dovrei farvi vedere il libro su Venezia. Forse lo vedete qua. C'è una parte in blu e poi una parte in rosso. La parte in blu è la Repubblica di Ragusa, la parte in rosso è la Repubblica di Venezia. Cosa succede? Le due repubbliche erano rivali, con Venezia che spesso attaccava la Repubblica di Ragusa, in particolare nella penisola di Pelješac di Sabioncello, dove Ragusa aveva delle saline che esistono ancora, no? Il sale era il petrolio, no, dell'epoca della Repubblica di Venezia. A un certo punto, vabbè, ve lo lascio breve, ma alla fine di una guerra con gli ottomani, a inizio Settecento, i diplomatici ragusei insistono, l'impero ottomano arretrava sulla costa, aveva perso, insistono perché all'impero ottomano sia lasciato un territorio cuscinetto, appunto Neum, affinché Ragusa e Venezia non avessero un confine in comune, perché i ragusei temevano, no, attacchi da parte di Venezia. Quello spazio cuscinetto è Neum, che viene quindi dato agli ottomani, che quando la Repubblica di Venezia cessa di esistere e la Dalmazia viene recuperata dagli Asburgo, quel porto ottomano viene rispettato, cioè gli Asburgo, come vedete nella cartina, prendono tutti i territori veneziani fino in Montenegro, no, nella Baia di Cattaro, ma lasciano Neum agli ottomani. Il regno dei serbi, croati e sloveni, no, a inizio Novecento, dopo la prima guerra mondiale, rispetta quell'appartenenza di Neum alla Bosnia, la Jugoslavia socialista idem. Si arriva al 91 con l'indipendenza della Bosnia e Neum rimane l'unico porto bosniaco. Quindi ecco, raccontare Ragusa, una storia vecchia di 3 secoli, permetteva anche di spiegare perché oggi la Bosnia ha un solo accesso al mare. Sì. Grazie, vi invito a visitare il sito, ad ascoltare il podcast, a cercare il libro e a viaggiare a sto punto ed esplorare anche voi. Grazie, grazie Grazie a te per soprattutto. l'invito.